Superare la crisi che ha messo in ginocchio tanti cittadini, ritrovare la serenità persa è l'augurio delle istituzioni veneziane. Ma ora sentiamo il messaggio di un cassa integrato della Vinis, il servizio. La parola d'ordine è guardare avanti, sperare che in fondo al tunnel ci sia già la luce, che questa crisi economica inizi a far posto alla ripresa. Un messaggio arriva proprio da chi questo problema lo ha vissuto sulla sua pelle, un operaio della Vinyls che da tempo è in cassa integrazione. Il suo augurio è semplice ma tocca il cuore di tutti. Ragazzi, in bocca al lupo, lavorate col sorriso su. È stato un anno difficile che non ha risparmiato nessuno. Il presidente della regione Luca Zaia e della provincia Francesca Zaccariotto lanciano un messaggio di speranza per il 2011. Spero che il 2011 possa essere l'anno nel quale ci lasciamo dietro la disoccupazione, nel quale si possa dare una risposta ai 130.000 disoccupati e che possa essere anche l'anno della ripresa e quindi della realizzazione di tutti i nostri sogni, di tutti i nostri desideri che ognuno di noi ha. Gli auguri di Natale che si fanno sono sempre di poter vivere una situazione di serenità, di equilibrio e di amore, però nel farlo, come ho detto, è necessario che molte persone possano avere delle risposte ai loro numerosi problemi. Si unisce anche il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, che augura ai cittadini un anno pieno di serenità, ma soprattutto che sia proprio questo 2011 a far ritrovare il sorriso ai lavoratori rimasti senza un'occupazione. Il pensiero va a tutte quelle persone che oggi si trovano in difficoltà.